Net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È sabato. Sono sabato 19, sono le 8.02, cominciamo subito dalle prime pagine delle agenzie di stampa. Come al solito l'ANSA.it, l'apertura è sull'Ucraina dell'Est in fiamme. Il presidente Biden punta il dito contro la Russia che cerca falsi pretesti per la guerra, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che ha sentito gli alleati europei lasciando aperta la porta alla diplomazia, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Incontro Blinken-Lavrov, i due ministri degli esteri statunitense e russo, il 23 febbraio. Putin ha detto che la situazione sta peggiorando. Un'autobomba esplosa a Donetsk, ma Washington parla di un'azione simulata. I leader dei separatisti del Donbass hanno ordinato l'evacuazione dei civili verso la Russia. Francia e Germania esortano Mosca a frenare i ribelli. Sempre da fonti statunitensi, 190.000 soldati russi attorno all'Ucraina. Parla Draghi, l'Italia ha solo il gas, è la più esposta. Le cose si fanno brutte e il presidente degli Stati Uniti dice che è tutta colpa della Russia. La Russia cerca falsi pretesti per la guerra, ha detto Biden. Per quanto concerne invece l'Italia, aiuti a famiglie e imprese, in campo quasi 8 miliardi, poi vediamo i provvedimenti di ieri del governo. Il Consiglio dei Ministri ha varato all'unanimità i decreti contro il caro bollette e per scongiurare frodi sui bonus edilizi, a cominciare dal super bonus. Una drag queen tra le nomine di Biden, ne abbiamo parlato ieri, polemiche in America. Sam Brinton, laurea al Massachusetts Institute of Technology e nuclear nerd, si veste da donna in maniera molto vistosa, peraltro, come abbiamo appunto visto ieri. Il cardinale Becciu, ex cardinale, dice: non ho dato soldi ai miei familiari ma a una cooperativa sociale e sono orgoglioso dei fondi per la SPES, dà lavoro a 60 ragazzi disagiati. Una storiaccia, quella del processo al cardinale Becciu, da qualunque parte la si guardi, mentre Abruzzo, Marche, Piemonte e Val d'Aosta tornano gialle, ordinanza del Ministro della Salute in vigore da lunedì. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, quasi 300 salvati dal rogo sulla nave, ma ci sono dispersi. Rogo a bordo del Euroferry Olympia della Grimaldi Lines, mentre si trovava a circa 10 miglia a nord di Corfù. Tra i dispersi bulgari e greci non italiani. Fiamme altissime, panico sulla nave. In primo piano ancora sull'ANSA, poi i venti di Eunice che sfiorano 200 km all'ora sull'isola di White, è record, raffica più violenta mai registrata dal Met Office in Inghilterra. Un morto in Irlanda, chiuso il porto
di Dover. È italiano l'immenso tavolo che separava Putin e Macron, è Brianzolo, avevamo visto giusto al volo, senza saperlo. A produrlo sarebbe stata la Oak Industria Arredamenti, azienda di mobili di Cantù vicino a Como. L'enorme tavolo che distanzia Putin dai suoi interlocutori. Accordo di Exor con il fisco, pagherà 746 milioni di euro per un contenzioso relativo alla ridomiciliazione in Olanda. Anche questo lo vediamo più in dettaglio tra poco sui giornali di oggi. E poi la bufala su Brigitte Macron, transgender, 2 donne vanno a giudizio. Sui social media hanno fatto circolare la notizia secondo cui il nome di nascita della consorte di Macron, la première dame, sarebbe Jean-Michel Trogneux. Un transgender, una bufala, andranno a giudizio. Allarme rosso per i cinema italiani, chiudono 500 schermi, non si sono più ripresi dal lockdown. Da tutto il settore un appello: il governo intervenga presto. E poi tensione a Torino, studenti in piazza in ben 40 città, 7 i feriti nel capoluogo piemontese, 6 carabinieri e un funzionario di polizia. La Digos ha individuato una ventina di giovani. Le violenze, ha detto la ministra Lamorgese, rischiano di oscurare le aspettative dei ragazzi. Anche di questo ci occuperemo più in dettaglio sulla scorta delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Monviso è senza neve, manca l'acqua dove nasce il Po, una situazione che non preoccupa ancora ma su cui è necessario tenere alta la vigilanza, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Infine 6 paesi africani, Egitto, Kenya, Nigeria, Senegal, Sudafrica e Tunisia, produrranno i loro vaccini Covid mRNA. Sono stati scelti per mettere in campo la propria produzione di vaccini a messaggero RNA. Lo ha annunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, scrive l'agenzia ANSA, che lasciamo. Come al solito andiamo a vedere anche ADN Kronos, apertura sulla questione Ucraina-Russia. Il leader di Donetsk ordina mobilitazione generale nel Donbass. Denis Pushilin ha annunciato la firma di un decreto, il videomessaggio ai riservisti, scrive l'agenzia ADN Kronos. Il leader dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, annuncia di aver firmato un decreto per la mobilitazione generale e si rivolge ai connazionali riservisti affinché si presentino agli uffici militari. E sempre dal primo piano dell'agenzia ADN Kronos vediamo anche gli altri titoli, ci arriviamo subito. Sulla questione dell'Ucraina anche Biden che dice che la Russia attaccherà nei prossimi giorni. Riteniamo che prenderanno di mira la capitale Kiev, ha detto il presidente degli Stati Uniti. La diplomazia resta sempre una possibilità. E poi il decreto bollette, gli 8 miliardi di Draghi, dei quali parleremo più in dettaglio tra poco. E ancora in primo piano la zona gialla per Piemonte, Abruzzo, Marche e Valle d'Aosta e la politica italiana. Centrodestra, Meloni dice: noi siamo in testa, siamo primi, siamo il primo partito, bisogna fare chiarezza su larghe intese e proporzionale, la legge elettorale. Meloni avverte Lega e Forza Italia, sfidando gli alleati e rivendicando il balzo nei sondaggi. Basta complessi di inferiorità, senza di noi non si vince. Sulla questione Covid il professor Bassetti da Genova dice la sua: in autunno dobbiamo aspettarci una nuova ondina, non un'ondata, un'ondina. E con ciò lasciamo anche l'agenzia ADN Kronos. Uno sguardo rapido lo diamo pure all'agenzia AGI che in apertura si occupa dell'alta tensione sul confine ucraino. Oltre il 40% delle forze russe, dichiara il Pentagono, cioè gli Stati Uniti, è in posizione d'attacco. Anche qui gli 8 miliardi per famiglie e imprese. Poi la Gioconda di Montecitorio, per alleggerire il discorso, ha fatto scoppiare una guerra tra critici, esperti e politici. Era considerata una delle tante copie del capolavoro di Leonardo, almeno fino a quando non è stata restaurata. Ora alcuni particolari fanno pensare che il maestro stesso abbia dato alcune concrete indicazioni, niente po' di meno. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come di consueto dal Corriere della Sera. Gli 8 miliardi di Draghi e del governo per affrontare la questione rincari e auto, settore auto. Le divergenze nel governo, ha detto Draghi, i ministri sono bravissimi,
superlativo, teniamo dritta la barra del timone, metafora. 6 sono destinati alle bollette di miliardi. Il premier ha detto produrremo più gas italiano. Le nuove regole per il super bonus. Questa è la sintesi. Poi la foto di prima pagina è quella del traghetto in Grecia. La finanza ha soccorso 279 persone. Un incendio ha distrutto un traghetto della Grimaldi Lines vicino a Corfù. 11 dispersi, 279 salvati. Soccorritori, bimbi in lacrime. E ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, in taglio alto, Covid in calo casi e ricoveri, Lombardia da zona bianca dal 28 febbraio, annuncia l'assessora alla sanità Letizia Moratti, tutti i valori sotto le soglie di allarme. Con l'RT, indice di contagio in Italia ai livelli della scorsa estate, la via d'uscita dalla pandemia è definitivamente imboccata. Il trend di decrescita Covid spinge a chiedere meno restrizioni. Il governo ipotizza la cancellazione delle fasce di colori per lasciare soltanto la rossa. Bocciata però l'ipotesi di eliminare il Green Pass da aprile. Possibile la rimodulazione dell'obbligo, sarà necessario al lavoro, nei luoghi al chiuso e non più nei locali all'aperto. E poi c'è la questione ucraina, altissima tensione tra Russia e Ucraina, un'autobomba esplode a Donetsk, Donbass, evacuati i civili dalla città verso la Russia. Manovre al confine, il presidente Putin dice che Europa e Stati Uniti stanno cercando una scusa per imporre nuove sanzioni. Il presidente Biden lancia l'allarme contrario. Mosca ha già deciso di invadere l'Ucraina. Non è stato mercoledì scorso, come si era già detto da fonte americana. Si vedrà. E minaccia Biden sanzioni tremende sanzioni, ma lascia ancora aperta la porta al negoziato. Il Corriere intervista John Bolton, già stratega di Bush, il piano di Mosca è tagliarsi una fetta dell'Ucraina. E con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo subito a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Apertura di Repubblica principalmente su Draghi e gli aiuti per 8 miliardi contro la crisi, con studenti in piazza in 40 città contro l'alternanza scuola-lavoro eccetera. Si incendia il Donbass, gli Stati Uniti però parlano di messa in scena russa. Bomba a Donetsk, brucia gasdotto a Lugansk, i separatisti evacuano i civili, oggi Putin guida manovre nucleari, Biden dice ha deciso l'invasione, gli alleati devono rimanere uniti. In taglio basso su Repubblica, Kabul, la Kabul talebana dove rinasce l'onda del terrore jihadista, incredibile a dirsi, l'analisi di Stefano Pontecorvo e poi Eugenio Scalfari che ci accompagna negli interrogativi sull'anima. Una vita piena l'hai vissuta se hai potuto realizzare te stesso al meglio delle tue capacità, hai conosciuto amore e dolore, accettando i tuoi limiti. Naturalmente questa vita piena è tutt'altro che facile e semplice, ammonisce il fondatore di Repubblica, perché anche l'esistenza più ricca non può aggirare la presenza incombente della morte. A pagina 31 la riflessione di Scalfari, mentre noi andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa di Torino. Il quotidiano torinese apre stamani la sua prima pagina appunto con Putin che non si ritira e con 6 miliardi per raffreddare le bollette, ma anche 200.000 studenti in piazza contro il ministro Bianchi, in particolare incidenti e feriti a Torino. Elsa Fornero dice che bisogna capire il disagio giovanile e dare le giuste risposte, scrive l'ex ministra indimenticata del governo Monti. Parla anche col cronista giudiziario della Stampa Paolo Colonnello il dottor Saverio Tateo, è l'ex primario dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Il 4 marzo dell'anno scorso la dottoressa Sara Pedri, 31 anni, che lavorava nel suo reparto, scomparve abbandonando l'auto. Scattarono accuse gravissime di maltrattamenti per il dottor Tateo e per la sua vice. Ora si difende il medico. Vi dico la verità su Sara Pedri, non sono un mostro, nell'intervista a pagina 18 della prima pagina dalla prima pagina a pagina 18 della Stampa. In primo piano poi c'è anche la questione della crisi energetica, scrive un articolo Davide Tabarelli, Nomisma, la lezione di fondo della crisi energetica in Italia è che la politica ha le armi spuntate, c'è troppo dirigismo in Italia. Intervista a Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, anche nel 2022 il gas ci costerà caro, da una brutta notizia, il numero 1 dell'ENI.
I prezzi del gas scenderanno, ma non ai livelli del 2020. Annalisa Cuzzocrea invece si sofferma su tutti i rischi del PNRR, il mitico PNRR. Dopo la Trimurti, ovvero Corriere Stampa e Repubblica, tocca naturalmente alla Pravda, cioè alla Verità, di Maurizio Belpietro, che, ci arriviamo subito, apre la sua prima pagina stamani con la questione della richiesta di togliere le restrizioni anti-Covid subito, se davvero seguite la scienza. Ormai lo dicono tutti, ritardare è sbagliato anche dal punto di vista sanitario. Ha detto Crisanti che la copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti. La professoressa Gismondo del Sacco di Milano, via il Green Pass. Il professor Zuccotti, liberiamo i bambini, ma... Scrive Alessandro Rico, la banda Speranza, inteso come il ministro della Salute, vuole prorogare l'obbligo per gli over 50. Intanto, pur di respingere Djokovic, scrive Francesco Borgonovo, il governo viola le sue regole. Il sottosegretario alla salute Costa sbraita contro la partecipazione del tennista serbo agli internazionali d'Italia perché non è vaccinato, ma tutti gli stranieri possono venire in Italia con semplici tamponi e anche giocare a tennis. È scritto nel decreto che il sottosegretario stesso non conosce, lo rimbrotta Borgonovo. L'autore dell'articolo di fondo è il direttore Maurizio Belpietro. Draghi in affanno, ma la sua pistola è scarica. È in trappola il Presidente del Consiglio, secondo il direttore della Verità. Forse non tutti lo ricordano, ma quando venne rieletto Mattarella, i giornaloni scrissero che la nomina rafforzava Draghi, il quale, essendo salito al colle a chiedere a Mattarella di rinunciare ai giardinetti per continuare a fare il Presidente, il quale Draghi si sarebbe trasformato nel vero kingmaker della politica italiana. Questa è una teoria infondata. Il Premier non si è rafforzato affatto, sostiene Belpietro, perché si è capito che il capo del governo è in balia di maggioranze variabili di un Parlamento allo sbando. Non ci voleva molto a comprenderlo, ci vuole poco a intuire che la sfuriata di Draghi contro i partiti che nei giorni scorsi hanno messo in minoranza il governo lascia il tempo che trova, scrive Maurizio Belpietro. Secondo gran parte della stampa, Draghi avrebbe messo in riga gli azionisti di riferimento, ma in realtà lo sfogo è più una manifestazione di impotenza che di potenza. Draghi ha la pistola scarica, sentenzia Belpietro. Lo sfogo di Draghi contro i partiti è servito a nulla, le fibrillazioni continueranno, i politici penseranno ai sondaggi e alle prossime elezioni del 23, forse, mentre Draghi inizierà una via crucis per tenere in piedi l'Italia tra crisi, caro bollette, PNRR, spread. Mattarella ha inchiodato Mr. BCE a Palazzo Chigi, tenendosi il Quirinale. Come Giuseppi insegna, dire governo bellissimo, come ha detto ieri Draghi, non porta fortuna, scrive Maurizio Belpietro. A centropagina, PNRR a rischio paralisi, titola La Verità, ci mettono un cerotto. In Consiglio dei Ministri 8 miliardi, senza scostamento, per caro energia e auto. Esplode la grana del Recovery Fund. Fondi d'emergenza per evitare il blocco dei cantieri, il Premier smorza le tensioni e parla di governo appunto bellissimo, ha detto Draghi. Terremo la barra dritta. Nel frattempo anche La Verità si occupa della Exor, famiglia Agnelli-Elkann, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, azionista di maggioranza tra le altre cose di Stellantis, ha raggiunto un accordo di transazione con l'Agenzia delle Entrate per il trasferimento della sede della holding della Exor in Olanda. Come exit tax, Exor pagherà 746 milioni, ma non è dato sapere a quanto ammontava l'importo richiesto inizialmente dall'italico fisco. Parla Luigi Scordamaglia, sul vino vinta una battaglia, ma Gates e company non rinunceranno alla guerra. A pagina 17 l'intervista, Scordamaglia lo conoscete perché spesso interviene qui a Radio Libertà, è il capo di Filiera Italia, 56 anni. Sul vino abbiamo vinto una battaglia, il cibo italiano però è nel mirino. I paesi del nord Europa, le multinazionali del mangiare cosiddetto ecosostenibile, vedono con ostilità il successo del nostro agroalimentare. Aumentare le capacità produttive servirà a reggere l'onda d'urto. Il vero scontro sarà sulla tipologia di etichettatura che la Commissione introdurrà nell'Unione Europea. Se è vero che l'export cresce, l'Italian sounding lievita a velocità molto superiore, cioè il taroccamento
dei prodotti italiani nella sostanza. Scordamaglia è un nome importante del settore agroalimentare italiano, oltre che consigliere delegato di Filiera Italia, ha lavorato nel gruppo Cremonini, grande produttore nel settore della carne. In pochi anni ha bruciato le tappe e ultimamente l'hanno scoperto anche i conduttori televisivi più accorti. Qui a Radio Libertà parla da tanti anni. Mentre lasciamo la prima pagina della Verità di stamani con ancora un paio di segnalazioni, anzi forse più che un paio, il pezzo di Francesco Bonazzi su uno dei nomi del comitato tecnico scientifico che affianca il governo sulla Covid, Ciciliano Fabio, medico poliziotto, specialista in catastrofi, il circo del comitato tecnico scientifico, e poi Giorgio Gandola che si occupa di RAI. La RAI, che doveva tenere i partiti alla larga, regala un programma al senatore PD e magistrato Gianrico Carofiglio. Alla frase dell'amministratore delegato Carlo Fuortes, che aveva detto fuori i partiti dalla RAI, nessuno ha mai creduto. Con ragione, scrive Gandola. Rai 3 offre un programma intitolato Il Dilemma, capirai, all'ex senatore del PD Gianrico Carofiglio, magistrato. Ci sarebbe dovuto essere pure uno spazio per Walter Veltroni, che però ha detto no, ha fatto il gran rifiuto, il beau geste, diciamo così. Con ciò lasciamo la prima pagina della Verità, andiamo a vedere anche Libero, prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, adesso ci arriviamo, che si apre con la grande foto di Giorgia Meloni. Senza di noi si perde, Giorgia contro tutti, Meloni detta le condizioni per far ripartire la coalizione. Basta con le larghe intese, dice la presidente di Fratelli d'Italia. Di spalla la Covid, Draghi apre, via le restrizioni prima possibile. La domanda di Vittorio Feltri, se Mario è stufo, perché non votare? A centropagina Paolo Ferrari, politico accusato di mafia, assolto dopo 2 anni di calvario in Calabria. Domenico Tallini, ex presidente del Consiglio della Regione Calabria, Forza Italia, non ha nulla a che fare con l''ndrangheta, è stato massacrato dal procuratore Gratteri, scrive Libero in prima pagina. L'assalto a Confindustria è commentato da Pietro Senaldi, studenti in lotta contro gli stage che servono a loro, sono proprio stupidi questi studenti, secondo Pietro Senaldi, la ribellione è contro gli stage. Sono danneggiati proprio gli studenti, un bersaglio sbagliato quello dei protestatari. L'alternanza scuola-lavoro è un'opportunità per i ragazzi più che per i nostri imprenditori. È sbagliato cancellarla sull'orda di 2 tragedie delle quali si stanno ancora accertando i colpevoli. Intanto cortei in 40 città, i collettivi assaltano la sede degli industriali, ma il Partito Democratico si indigna solo con chi attacca la CGIL. Scrive Pietro De Leo, a Torino tentata irruzione negli uffici dei rappresentanti delle aziende, Tafferugli, 7 agenti feriti, oltre all'apprendistato contestato anche l'esame di maturità. Corrado Ocone, filosofo, commenta su Libero, gli slogan degli studenti sono fermi al 68, nessun passo avanti, in piazza cori di 50 anni fa, simboli di un'ideologia che ha rovinato l'istruzione in questo paese, il mondo dell'istruzione e della scuola. Con la prima pagina di Libero, dalla prima pagina di Libero, poi prosegue, terza puntata, il resoconto di Filippo Facci che rievoca Tangentopoli, così i magistrati creavano i mostri di Tangentopoli, gli indagati sbattuti in prima pagina senza pietà, i trucchi dei cronisti, i magistrati compiacenti, poteva capitare che il giudice lasciasse aperta anche la porta dell'ufficio, così i giornalisti entravano, guardavano le carte, andavano. Poi avremo modo di leggere un'intervista interessante a una vecchissima volpe, espertissimo cronista giudiziario del Tribunale di Milano, che la racconta per com'è. Vedremo tra poco. Italo Ghitti è stato il GIP unico di Mani Pulite, secondo il magistrato Guido Salvini fu un'anomalia assoluta, fu comodo non doversi confrontare con una varietà di posizioni tra GIP che si potevano incontrare all'interno dell'ufficio. Il pool di Milano abolì di fatto il segreto istruttorio. Davigo disse che il segreto istruttorio è posto a tutela dell'attività investigativa, non dell'onorabilità dell'inquisito. Si chiama inversione dell'onere della prova, dice, anzi scrive Filippo Facci in prima pagina su Libero. Libero chiude la sua prima pagina con i ribelli del Donbass in guerra per farsi coprire d'oro da Putin. Modello Crimea. La Crimea è rinata lasciando
l'Ucraina, sostiene Libero in prima pagina. Pagina 14, il pezzo di Alessandro Gonzato, ormai Yalta è una meta turistica internazionale. La Crimea sta ancora ringraziando Putin per l'invasione del 2014, dove c'era miseria nera, in stile Borat, l'arrivo dei rubli ha portato il benessere, ma le sanzioni dell'Unione Europea impediscono agli italiani di approfittare del boom economico. Insomma, conviene farsi invadere da Putin, che dopo stai meglio, sei pieno di rubli e di soldi e di investimenti. Dal governo, a proposito di soldi, 6 miliardi contro il caro bollette ed estrarremo più gas, il pezzo di Sandro Iacometti, poi lo vediamo più in dettaglio. Iacometti, come al solito, fa il punto in maniera molto precisa. Noi andiamo a vedere adesso però le altre prime pagine a rapido volo. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, sulle bollette alleggerite, l'apertura. Su Biden, che dice che saranno i russi a invadere, intanto c'è l'appello alla pace di Papa Francesco. Sulla protesta degli studenti con violenze pilotate, cioè gli studenti non riconoscono le violenze di coloro che a Torino hanno assaltato l'Unione Industriali, sono infiltrati, non siamo noi. Lasciamo anche Avvenire, andiamo a vedere il Domani di Carlo De Benedetti. L'apertura è dedicata alle manovre di Putin per rendere inevitabile la guerra in Ucraina, ma tra gli articoli interessanti di oggi, lasciata la prima pagina, vi segnalo un pezzo a pagina 7 del Domani di Arianna Poletti e Sara Manisera sulla Tunisia, che ci rispedisce in Italia i rifiuti esportati dalla Campania. La grande monnezza. Dopo quasi 2 anni fermi sulla banchina del porto tunisino di Sousse, 213 container inviati dall'azienda Sviluppo Risorse Ambientali della Campania, con l'autorizzazione dei tecnici della regione di De Luca, ritornano indietro a Salerno. Un bell'affare, insomma. E poi c'è lo strano caso di Bonomi, presidente di Confindustria, presidente di tutto, ma imprenditore di niente. Ma che lavoro esattamente fa il leader di Confindustria? Che lavoro fa Carlo Bonomi? Qualcuno inizia a chiederselo, considerando la candidatura offertagli dal presidente del Milan Paolo Scaroni alla presidenza della Lega Calcio di Serie A, e subito sfumata. Poche settimane dopo che il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, aveva dato spazio agli appelli al governo per evitare il fallimento. Lasciamo anche il Domani, segnalando peraltro un simpatico articolo di Serena Mazzini sull'arte di monetizzare le cause giuste, cioè la causa sarà anche giusta, però se ci facciamo sopra dei soldi è meglio ancora. Chiara Ferragni, che dovrebbe essere la consorte del tizio lì, come si chiama, Fedez, è riuscita a mercificare anche la lotta lesbo, gay, bisexual, transsexual, plus, queer, eccetera, LGBTQ+. La campagna #LoveFiercely, in favore dell'amore senza barriere, si presenta come missione ideale. In realtà è la solita operazione di marketing condotta con le potenti armi dell'estetica. Che i Ferragnez badino al quattrino ormai credo sia cosa abbastanza normale, del resto neanche troppo biasimevole. Comunque, al di là di questo, lasciamo Domani e andiamo a vedere la nostra Izvestia. Dopo la Pravda di solito viene l'Izvestia, ci siamo arrivati comunque alla nostra Izvestia, il Fatto Quotidiano. La Pravda non dice l'Izvestia non dice la Pravda, sempre quello è il giochino, anzi la verità assoluta, paradigmatica, apodittica, diciamo così. Spiccioli sulle bollette, miliardi a Elkann e Eni, la mette giù populista il quotidiano di Marco Travaglio. I 2 decreti, mentre gli Agnelli ridanno 1 miliardo al fisco, circa 1 miliardo, un po' meno, però insomma centinaio di milioni più, centinaio di milioni meno, che vuoi che sia. Doni ai soliti noti, 3,4 miliardi alle famiglie, 1/5 dei rincari, e 8 a Stellantis. Dopo Toto, anche il Toto per i 2 autostradine A24 A25, 8 miliardi gli diamo indietro all'imprenditore abruzzese per le 2 autostradine dell'Italia centrale, quella che da Roma va dall'altra parte dell'Adriatico, verso l'Adriatico. Bell'affare. Doni ai soliti noti, l'Eni potrà estrarre più gas per 10 anni, la qualcosa non è che ci faccia proprio schifo, a dire il vero. Comunque, il nuovo decreto bollette copre 1/3 dell'aumento delle bollette medesime. In Italia si estrarrà più gas e poi basta chiedere soldi per Stellantis e multa con sconto per la Exor degli Agnelli Elkann. Intanto il ministro Speranza mette una pezza al vergognoso no del Senato, stanziando 15 milioni per le famiglie di medici e infermieri morti di Covid. Giustizia per gli eroi, ironizza amaramente il Fatto Quotidiano. Abusi e incidenti dietro la rivolta di tanti studenti ieri di nuovo in piazza.
Poi la politica politicante contro la legge, il Movimento 5 Stelle, quale legge? Il campo largo, PD destre contro il salario minimo, discussione teorica. San Formigoni interpreta se stesso in un film, questa è una notizia interessante, il pezzullo è a pagina 10. Vita, miracoli, arresti domiciliari, esce un film per riabilitare Roberto Formigoni. A marzo al cinema. Il Celeste lo presenterà approfittando di un permesso, tanto al cinema non ci va più nessuno. Roberto F. è il film documentario su Formigoni, esce il 2 marzo. Oltre a lui compaiono Pino Farinotti, già presidente di Lombardia Film Commission, Piero Sansonetti, il mordace direttore del Riformista, Gabriele Albertini, ex sindaco indimenticato di Milano, Vittorio Feltri e molti altri testimoni delle gesta di Berlusconi. C'è anche l'ex socio di Renzi Senior sul Fatto di oggi. Voglio salvare Matteo, il figliuolo di Tiziano, dal massacro. Al processo che vede imputato Tiziano Renzi per bancarotta depositate pure le email scritte dal socio. Massone si chiama questo socio, pensa un po', nel 2018 gli diceva io mi fido di te. Beh, insomma, non è così strano che un socio si fidi del suo socio, tendenzialmente. Pausa. Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa nient'altro. Per quei 10 secondi io sono libero. Sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Temporaneo calo della pressione sull'Italia. Nel corso della giornata avremo un aumento deciso della nuvolosità e anche qualche pioggia, soprattutto al centro-nord. In mattinata diffusa copertura nuvolosa sulle nostre regioni centro-settentrionali, ad eccezione quasi esclusivamente della Sardegna e del medio versante adriatico. Possibili delle precipitazioni a carattere irregolare, soprattutto a carico delle regioni settentrionali e dell'Alta Toscana. Sole dominante al sud con qualche disturbo solo in Campania. Nel pomeriggio altre piogge sparse al nord e sulla Toscana, ma cieli coperti anche sul resto del centro. Meglio al sud, ma con nubi in aumento. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Devo ringraziare un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio ieri, perché ieri, 18 febbraio, abbiamo mandato un pezzettino dell'ouverture di In Dahomey, primo musical afroamericano che debuttò a Broadway appunto ieri, il 18 febbraio del 1903. E mi ha incuriosito questa nostra ascoltatrice e abbiamo così pescato adesso un'altra versione magnifica, tratta dalla melodia essenziale dall'ouverture di questo musical e elaborata per il pianoforte da un personaggio eccentrico e straordinariamente vivace e fecondo della musica statunitense, Percy Grainger, che nasce a Melbourne nel 1882, australiano naturalizzato statunitense, compositore, pianista virtuosissimo, inventore, collezionista, trascrittore di musica popolare di varie culture, e che ha elaborato appunto per pianoforte questo bellissimo motivo in una maniera anche dal punto di vista pianistico straordinaria. Ne abbiamo ascoltato un pezzettino poco fa, adesso stavate vedendo credo anche lo spartito e anche le bellissime illustrazioni che accompagnavano per solito all'inizio del secolo Novecento questi brani di ragtime fondamentalmente, ma ragtime è forse un po' riduttivo definirlo così perché era musica straordinariamente ricca e feconda, giusto appunto. Abbiamo ascoltato questo pezzo, tra l'altro Dahomey ha a che fare con un regno africano nell'attuale Benin che durò per 3 secoli fino al 1904, dove più o meno anche il musical che abbiamo citato prima, anzi non più o meno, il musical debutta nel 1903 e il regno del Dahomey termina dopo 3 secoli nel 1904. Il Dahomey si estendeva sull'altopiano di Abomey, divenne una potenza regionale nel Settecento, ma soprattutto fu noto, ed ecco perché diventa anche l'oggetto di questo musical, il primo musical afroamericano, perché era il luogo da cui partiva, uno dei punti fondamentali da cui partiva la tratta atlantica degli schiavi, gestita dagli arabi, rifornendo peraltro di quasi il 20% di tutti gli schiavi le Americhe. Il regno di Dahomey intrattenne anche un'importantissima relazione economica con l'Europa, un'amministrazione centralizzata, un sistema di tassazione, un esercito organizzati. Fu famoso anche per i prodotti artistici e purtroppo per le unità militari, composte anche da donne, note come le Amazzoni di Dahomey e le pratiche religiose voodoo che poi trasmigreranno nella Louisiana americana. Nel 1894 il regno viene colonizzato dalla Francia, integrato come parte dell'Africa occidentale francese. Peraltro il governo francese perdurò fino al 1960, dal 75 nasce il Benin e comunque ha a che fare con la tratta degli schiavi e con la musica statunitense, come abbiamo visto il regno del Dahomey. Questo per quanto riguarda così la nostra musica. Intanto però torniamo a questo punto al Fatto Quotidiano, eravamo rimasti lì, si chiude il Fatto Quotidiano di oggi con la rubrica di Maria Rita Gismondo che prima citavamo, l'antivirus, in ultima pagina, pagina 24, si sono dimenticati degli angeli. Gli angeli, creature che ci proteggono, come sostiene la religione cattolica, pare siano anime di persone che si sono distinte in vita per generosi sacrifici in attesa di assurgere alla santità. Molti di loro pare restino in uno stato di beatitudine. Nel 2020 anche le nostre istituzioni hanno definito angeli i sanitari che hanno combattuto la pandemia, ma proprio perché angeli siamo caduti nell'oblio, scrive la professoressa Gismondo. Nessuno tiene in considerazione che tali decessi per la maggior parte siano avvenuti perché i generosi colleghi e colleghe non hanno avuto i dovuti mezzi per proteggersi né l'adeguato addestramento per stare accanto a un paziente infettivo. Di quante responsabilità non si parla più? L'origine di molti drammatici aspetti dell'evolversi della pandemia è dovuta alla mancanza di un piano pandemico aggiornato, alla totale assenza di approvvigionamento di presidi medici per la protezione personale, all'inesistente aggiornamento di tutti i sanitari che si sono trovati a fare gli infettivologi provenendo da discipline del tutto diverse. Non dobbiamo dimenticare, scrive ancora Gismondo, che abbiamo regalato le mascherine alla Cina per ricomprarle frettolosamente dalla Cina stessa, che ce le ha fornite inadeguate, perdendo denaro e tempo, viva Arcuri. Non dobbiamo dimenticare che il panico e l'assenza di preparazione ha fatto scappare i medici di medicina di base, lasciando la popolazione nella paura. Fra i medici deceduti, scrive ancora Maria Rita Gismondo sul Fatto, ci sono anche molti che erano già andati in pensione.
e che sono generosamente tornati al lavoro. Il portale FNOM CEO, Federazione Ordine Medici, riporta il triste elenco dei medici deceduti sul lavoro per Covid. Ad oggi 369. A questi vanno sommati almeno altrettanti infermieri. Ma gli angeli spariscono, conclude la professoressa Gismondo, e sono stati cancellati tutti i deceduti dalla memoria dei nostri rappresentanti istituzionali. Il governo ha stabilito un ristoro per le famiglie dei sanitari deceduti per Covid, ma le colpe chi le pagherà? Così sul Fatto Quotidiano di oggi. Dal Fatto passiamo velocemente alla prima pagina del Foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa. La riflessione principale sotto la testata è dedicata alla crisi con la Russia, che rafforza l'Unione Europea e la NATO e costringe la Germania a fare un salto nel futuro, meno Schröder più Europa. C'è un bel pezzo su Schröder oggi nell'inserto del Foglio, poi lo vedremo. Intanto poi c'è Draghi che detta ai partiti le condizioni per restare. Draghi e gli altri sono lillipuziani. La Lega è al bivio, scrive Giuliano Ferrara, tutti sembrano sulla strada della legge proporzionale. E Salvini passerà dal populismo al popolarismo, cioè si democristianizzerà? Si chiede Giuliano Ferrara, tornato fortunatamente in piena salute, mentre sempre dalla prima pagina del Foglio l'offensiva di Giorgia Meloni che prepara le grandi manovre di primavera per fare a meno di Salvini. C'è anche la villa del professor Crisanti, ma di questo parliamo dopo. È stato accusato di aver speculato sul Covid perché si è preso una villa di 2 milioni nel Padovano, frutto dei risparmi di una vita e di un mutuo. Povero professor Crisanti. Mentre sempre rimanendo alle prime pagine, cosa ci rimane ancora da guardare? Il giornale di Augusto Minzolini, che in prima pagina mette le bollette, i bonus, i contanti, tutte le misure. Draghi ci mette una pezza, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto energia. Questo governo è bellissimo, ha detto Draghi, ai ai ai, e dopo l'affondo il Premier vedrà i leader dei partiti. E però in taglio alto sul giornale gli studenti bravi ragazzi che assaltano la Confindustria, ma c'è anche il pezzo del cronista giudiziario Luca Fazzo su Piercamillo Davigo. Nei guai tira in ballo i ringraziamenti di Mattarella sul caso Amara. Ma è molto interessante andare a capire perché a Roma il caso Amara non ha provocato nulla, perché a Milano qualcosa sta provocando. Tra l'altro, appunto, andate a rivedervi googlatelo come ieri se non l'avete ancora fatto, Stefano Nava, Piero Amara, Giuseppe Pignatone, e vedete un po' di divertirvi. Chiama in causa il Presidente della Repubblica Mattarella, invece, Piercamillo Davigo, e per difendersi dalle accuse evoca perfino il defunto Francesco Saverio Borrelli, suo capo all'epoca del Pullman Pulite. Per capire la linea di difesa con cui Davigo, dopo il rinvio a giudizio, si prepara ad affrontare il processo per segreto d'ufficio e rivelazione, la lettura più interessante è il verbale di interrogatorio reso da Davigo il 7 luglio davanti alla procura di Brescia. In estrema sintesi, la difesa spericolata dell'imputato Davigo tira in ballo Mattarella. Mi fece ringraziare sulla loggia Ungheria e se mi ha santificato Mattarella son santo anch'io. Sostiene naturalmente il giornale che Davigo abbia detto così. I verbali di interrogatorio dell'ex PM di Mani Pulite, rinviato a giudizio sul caso Amara, tirano in ballo il capo dello Stato. Mi fece sapere, ha detto Davigo, che le mie informazioni al momento erano sufficienti, e dà anche del bugiardo al vicepresidente del CSM Ermini del PD. Sempre dal giornale, in prima pagina, poi c'è da segnalare, ma lo vediamo dopo, il pezzo di Fausto Biloslavo sul Donbass. La guerra è già iniziata nel Donbass. Mai sono stati lanciati appelli del genere all'evacuazione di massa, neanche nei momenti peggiori. Sta dilagando il panico. La drammatica testimonianza arriva via telefono da un italiano che vive a Donetsk. Nel Donbass la guerra è già iniziata. Poi vediamo il pezzo di Fausto Biloslavo perché merita assolutamente la lettura. Intanto lasciamo anche il giornale. E velocissimamente andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, il resto del Carlino. Un pezzo di Ucraina è già in fiamme, siamo appunto nel Donbass, regione controllata dai separatisti filorussi. Putin fa evacuare donne, bimbi e anziani in Russia. La tensione torna a crescere, oggi Mosca dà via a esercitazioni con missili aerei. L'Occidente minaccia sanzioni pesanti. E poi c'è Draghi, ve le taglio io le bollette. Lasciamo in
la prima pagina del giorno per andare rapidissimamente alla prima pagina del Mattino di Napoli, dalla quale prima pagina vi segnalo semplicemente una questione che riguarda il presidente De Luca, condannato da vigili a dirigenti, 60.000 euro di danni per 4 agenti di polizia distaccati in regione. La Corte dei Conti ha stabilito che le indennità non erano dovute. 4 agenti della Polizia Municipale del comune dove De Luca fu sindaco, Salerno, distaccati in regione, e De Luca, presidente della regione, era a conoscenza delle indennità loro erogate. La Corte dei Conti ha condannato il governatore campano a risarcire 60.000 euro alla regione, da lui stesso presieduta. Così sul Mattino di Napoli. Facciamo in tempo a vedere anche il Tempo, appunto, di Roma, scusate il gioco di parole. Il Tempo, per il momento ancora diretto da Franco Becchis, in procinto di andare a dirigere un nuovo giornale economico e finanziario edito da Belpietro. Draghi ci paga le bollette, titola il Tempo, varato il decreto del governo contro il caro energia. Palazzo Chigi ha trovato 5 miliardi e mezzo per i conti di luce e gas. Per ora non si andrà in deficit. Sul superbonus, furbetti in galera, sanzioni più dure ai truffatori, multe salate, 5 anni di carcere e soldi al settore dell'auto, 750 milioni per gli sconti sull'elettrico, scrive il Tempo. La Meloni punta agli alleati, siamo noi i primi, dice la presidente di Fratelli d'Italia, diteci cosa volete. Parla anche Vietti, politico UDC, poi esponente del CSM. È giusto separare le carriere dei magistrati, dice l'ex politico, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal Tempo di Roma cosa ci manca ancora da vedere? Nulla, sostanzialmente abbiamo visto un po' tutte le prime pagine di oggi, quelle significative, per cui passiamo anzi a vedere, ecco l'ultima che ci manca, Italia Oggi. Italia Oggi apre con una questione che riguarda le società di capitali che potranno coprire le perdite generatesi nel 2021 entro il bilancio 2026, dettaglio a pagina 27. E poi la rubrica diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina, che si occupa della direttiva Bolkestein dell'Unione Europea sull'obbligo di mettere all'asta i beni demaniali, le spiagge, è diventata esecutiva nel 2006. In Italia quindi ci sono voluti 18 anni per renderla quasi esecutiva. Quasi, perché con la tempistica dell'ultimo disegno di legge la nuova procedura entrerà in vigore nel 24. Per vedere cosa capiterà sulle concessioni marittime è interessante vedere cosa è successo nelle aree lacustri dove questa normativa, non si sa perché, è in vigore da 10 anni. Sulla riva del lago di Garda, ad esempio, ogni chiosco pagava dai 3 ai 5 mila euro all'anno, cioè da 250 a 415 euro al mese. Con i bandi i canoni sono più che decuplicati, girando così ai comuni la rendita che era percepita da concessionari in eterno. È successo sulle spiagge lacustri quello che si è verificato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, dove i canoni ridicoli praticati agli amici sono stati sostituiti da canoni 30-40 volte più alti di chi ha vinto le gare. Adesso bisognerà tener conto del salasso, conclude Italia Oggi, che i concessionari marittimi hanno subito nei 2 anni di stop causa Covid. Per il resto la norma è giusta, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi torniamo a Libero, perché a pagina 4 c'è il punto di Sandro Iacometti sulle misure decise ieri dal governo. Altri 8 miliardi per bollette e auto, produrremo più gas ma senza trivellare, no a nuovi siti di estrazione, stanziati 6 miliardi contro il caro energia, 2 miliardi per l'industria, allentata la stretta sul superbonus, pene più severe per le frodi. Dunque l'obiettivo principale era limitare i rincari di luce e gas per le famiglie e per le imprese. Le misure per il secondo trimestre come nel primo: azzeramento oneri di sistema, taglio IVA sul gas al 5%, bonus sociale, credito d'imposta per imprese energivore, poi interventi strutturali per stoccaggio gas e aumento della sua produzione nazionale senza però trivellare, contributi per l'elettricità ai comuni e alle città metropolitane, semplificazioni per le rinnovabili, investimenti per biocarburanti, 400 milioni di euro alle regioni per nuove spese anti-Covid, aumento spesa energetica nella sanità, fondo pluriennale per l'automotive, specie per le auto elettriche ecologicamente compatibili, 1 miliardo all'anno per 8 anni, valore del provvedimento in euro 8 miliardi, dei quali 6 per le bollette, questo in estrema sintesi.
E nel frattempo, dando i numeri, c'è anche da citare la pagina 8 del quotidiano nazionale Il Giorno, in questo caso, che ci porta in Lombardia, laddove quasi 163.000 ultra cinquantenni non hanno il pass per lavorare. I 50-69enni lombardi che allo scoccare dell'obbligo non avevano il super certificato. Ad oltre 103.000 è scaduto per non aver fatto il booster, la terza dose. Quindi martedì scorso, 15 febbraio, erano 163.000 gli ultra cinquantenni lombardi ancora in età lavorativa che non avevano il Super Green Pass per recarsi al lavoro, scrive Il Giorno, in base alle elaborazioni dei tecnici della regione, che su richiesta del coordinatore campagna anti-Covid Bertolaso hanno incrociato i numeri dei vaccinati con 2 dosi da più di 6 mesi che non hanno ricevuto la terza dose, con quelli dei guariti dal coronavirus da meno di 6 mesi, per stimare la platea di persone con un pass rafforzato, Super Green Pass, scaduto, alla quale offrire percorsi facilitati di accesso alla terza dose. Vedremo. Nel frattempo c'è una specie di si dice che il Fatto Quotidiano pubblica a pagina 5, Election Day, cioè amministrative e referendum, improbabile, fa sapere il Viminale, che smonta Salvini. La campagna referendaria di Salvini parte in salita, scrive un altro Salvini, Giacomo, sul Fatto Quotidiano. Il leader della Lega sa che non può fallire per risalire nei sondaggi e riprendersi il centrodestra. Nelle ultime ore c'è un'ossessione, il quorum per i referendum. Salvini è consapevole che raggiungerlo non sarà facile, così giovedì ha chiesto che i referendum vengano accorpati alle amministrative di primavera tra il 15 aprile e il 15 giugno, per portare alle urne più gente possibile. Difficilmente sarà accontentato. Fonti accreditate del Ministero dell'Interno, scrive oggi Il Fatto, fanno sapere che l'orientamento è quello di non accorpare le due consultazioni, perché negli ultimi anni, per prassi, i governi hanno scelto date diverse per referendum e elezioni per evitare che una consultazione influenzi l'altra. Si vedrà. A proposito di Lega, su Repubblica prosegue il viaggio su come cambia la Lega, il reportage, seconda puntata, oggi Emanuele Lauria e Matteo Pucciarelli. Nostalgia e veleni, la Lega scricchiola nella sua culla in Lombardia. In tanti criticano Salvini, vorrebbero un ritorno alle origini. Viaggio nelle terre dove il Carroccio ha messo radici. Dissidenti nel mirino, scattano processi ed espulsioni. Intanto cresce il dissenso contro Salvini che non convoca i congressi, tensioni sulle prossime regionali. E sempre sul tema poi parla Roberto Mura, consigliere regionale. Cosa resta del sogno leghista? Forse bisognerebbe tornare allo spirito iniziale, ci vorrei provare. Grande Nord, Davide Boni, c'è una corte di miracolati da Salvini che tiene in pugno il Carroccio, bisogna fare i congressi. Roberto Castelli, ex ministro, i referendum sull'autonomia del 17 furono un bagno di democrazia, non si possono ignorare. Francesco Speroni, ex ministro anche lui, siamo fermi, non si capisce perché le assemblee di condominio si fanno, i nostri congressi no. Così la mette Repubblica. Da Repubblica passiamo invece di nuovo a Libero, perché c'è da raccontare la storia di Sergio Borsato a proposito di vecchia Lega. Ve lo ricordate? Padania bella e libera guarda avanti, cantautore veneto, è l'uomo dei video del caso Report. Ecco come ho smascherato Ranucci. Borsato, se poi recuperiamo Padania bella e libera, ce la sentiamo pure, perché Sergio Borsato è stato mitico per Radio Padania Libera. Ecco come ho Federico Borsari, che ringrazio in regia, pronto all'opera per recuperare Sergio Borsato, Padania bella e libera. Forse ce l'abbiamo anche in macchina, non lo so, da qualche parte la recuperiamo senz'altro, perché ve la ricordate tutti. Borsato e un amico con una telecamerina hanno ripreso gli incontri con il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Voleva uno scoop che non c'era, fango sull'allora sindaco leghista Tosi. Era convinto che ci fossero in giro, il Ranucci era convinto che ci fossero in giro immagini con Tosi che ballava coi tacchi e col gonnellino verde, come se fosse un qualunque sottosegretario di Joe Biden. Tutte balle, invece lui era pronto a sborsare soldi per averlo, tanto paga la Rai, cioè noi. All'appuntamento con i cronisti di Report abbiamo usato gli stessi metodi che utilizzano i giornalisti. Abbiamo registrato, dice il callido cantautore venetista. Io non sono nessuno, sono solo uno che fa il proprio lavoro, cantautore, musicista, imprenditore. Quella storia del 2014 mi ha già creato
Fin troppi problemi. Avrei preferito che non se ne parlasse più, dice Borsato, anche perché sono stato assolto con formula piena. Ringrazio la mia famiglia e il mio avvocato. Borsato da Cartigliano, ridente paesino alle porte di Bassano del Grappa, è l'uomo al centro del caso Report e dei video in cui il conduttore, Sigfrido Ranucci, parla delle modalità del suo lavoro. Una vicenda che imbarazza la RAI. Se mossa la vigilanza, stanno indagando Copasir e Corte dei Conti. Con Libero Borsato racconta: ho letto che sarei un videomaker, un freelance, una spia. Vero niente, sono un musicista, ho collaborato con i grandi, sono autore e produttore, eppure sembra solo che io abbia scritto l'inno della Lega, Padania guarda avanti. Il titolo era esattamente quello lì. L'ho scritto certo, ma mica solo quello, dice Borsato. Era un militante leghista, osservanza bossiana, quando un altro attivista gli ha spifferato che Report avrebbe mandato in onda una puntata contro il sindaco di Verona Tosi e la sua amministrazione, ha deciso di agire. Non ero tosiano, dice Borsato, ma anche il peggior nemico di fronte a un'operazione del genere va messo in guardia. L'operazione in questione, ha documentato di recente Il Riformista, era il confezionamento di un'inchiesta per screditare il comune di Verona ventilando infiltrazioni ndranghettiste per una cena di Tosi a Crotone e poi un filmino scandalistico sul sindaco, allora uomo forte della Lega. Il programma di Rai 3 avrebbe fatto emergere Tosi come un soggetto ricattabile dall''ndrangheta, perché all'allora inviato di Milena Gabanelli, Ranucci, era giunta voce dell'esistenza di questo video, di questa bomba di fango. Ranucci, dice Borsato, era convinto ci fossero immagini in giro dove si vedeva Tosi che ballava coi tacchi e il gonnellino verde. Non era vero niente, tutte balle, invece lui era pronto a sborsare per averlo. Tanto paga la Rai, cioè noi. Quando ho saputo che si stava apparecchiando l'imboscata, ho avvertito il sindaco che mi ha detto: Sergio, io però voglio delle prove. Così siamo andati a Roma all'appuntamento coi cronisti di Report, Ranucci e Giorgio Mottola, e abbiamo usato gli stessi metodi che usano i giornalisti. Abbiamo registrato. Così Sergio Borsato voleva uno scoop che non c'era. Mitico Sergio Borsato e la sua Padania guarda avanti, meravigliosa. Da un anno intanto ad Abu Dhabi, invece, questa è una storia invece terrificante, prigioniero senza accuse, in carcere dal 21 marzo, Andrea Costantino. Parla con Libero oggi, pagina 19, Stefania Giudice, la sua compagna. Che i cattivi rapporti fra Italia ed Emirati possano incidere è una deduzione logica. Ora si muova Draghi. Dal Ministero degli Esteri, dice la compagna di Andrea Costantino, imprenditore milanese che si trova in stato di reclusione a Dubai dal 21 marzo, senza nemmeno conoscere le accuse che gli vengono mosse. La sua compagna Stefania Giudice dice, hanno anche una bambina di nome Agata, dice a Libero: dal Ministero degli Esteri mi assicurano che stanno facendo qualsiasi cosa per risolvere la situazione, ma il fallimento pratico è evidente. Il governo sta dando il proprio supporto per la vicenda terribile di Andrea Costantino, milanese, 49 anni, trader nel settore oil and gas, da quasi un anno dietro le sbarre di un carcere ad Abu Dhabi, senza capi d'accusa, senza testimoni che lo inchiodino, senza di fatto vedere il suo avvocato nella sua famiglia. Una specie di prigionia politica, ostaggio
probabilmente delle pessime relazioni internazionali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, che nascono dalla fallita operazione Piaggio Aerospace e si concretizzano nel gennaio del 21, ultimo regalo del governo Conte bis su spinta del ministro Di Maio, con l'embargo alle armi e ai pezzi di ricambio degli MB-339, gli aerei delle Frecce emiratine, per punire Abu Dhabi in guerra in Yemen. 4 miliardi di euro di interscambi in fumo, a cui si aggiungono lo spazio aereo negato dagli Emirati a un velivolo della nostra aeronautica l'8 giugno scorso, diretto in Afghanistan, per la cerimonia di chiusura della missione in Afghanistan. Forse è una ritorsione, un sequestro mascherato da arresto, dice a Libero Stefania Giudice, la compagna di Andrea Costantino. Lasciamo anche questo tema per tornare invece alla questione politica dell'autonomia, altro che Padania bella e libera. Il premier batta un colpo, dicono strana coppia, Zaia e Bonaccini, scrive Avvenire, il quotidiano cattolico. Incontro fra i due governatori per rilanciare il dossier caro alle regioni sull'autonomia. Anche il Corriere del Veneto si occupa di questo tema con 2 paginate stamani. Imprese, autonomia e lotta alla Covid e asse tra Veneto ed Emilia Romagna, Zaia e Bonaccini, che hanno siglato un piano di sviluppo comune tra le 2 regioni. Ieri a Palazzo Balbi, a Venezia, un asse strategico nasce tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Per Zaia e Bonaccini, i 2 presidenti, il punto di partenza è l'autonomia. Veneto ed Emilia Romagna, oltre a Lombardia, sono unite dal dossier che chiede allo Stato di devolvere loro più materie e i conseguenti tributi per gestirle, che resterebbero così sui territori. L'altro fronte è la lotta alla Covid. Intervenga Draghi, dicono i 2 presidenti, che chiedono al Presidente del Consiglio di prendere in mano il dossier federalista. Luca e Stefano, scrive il Corriere del Veneto, i ragazzi del popolo che guidano assieme i territori del PIL, perché sono 2 potenze economiche non da poco nella Repubblica Italiana, Veneto ed Emilia Romagna. Il fare oltre le appartenenze politiche. Bonaccini è originario di Campogalliano, Zaia di Godega Sant'Urbano. Tutti i progetti che uniscono le regioni, divise solo dal fiume Po. Il dossier presenta i primi ambiti di intervento: autostrade, piste ciclabili, promozioni delle coste. 4 autostrade vanno oltre i confini. Concessioni balneari, altro tema che unisce Veneto ed Emilia Romagna, con indennizzi alle imprese e garanzie ai lavoratori. Il Po, l'acqua filo conduttore di natura e cultura, il delta da valorizzare. Le ciclovie, 3 ciclabili turistiche da 175 milioni. Per quanto concerne invece gli studenti, è il Fatto Quotidiano a dedicare ampia attenzione al tema delle proteste, molestie e morti, tutti i perché della rivolta degli studenti in corteo in 40 città. Luciano Lamorgese ha detto che le violenze rischiano di far passare in secondo piano le legittime aspettative degli studenti, dice la ministra dell'Interno. Cosenza protesta, scrive il Fatto, in piazza i ragazzi del liceo occupato contro gli abusi di un prof, che tra iter complicati ed errori procedurali spesso vanno avanti per anni. E poi la giornata di ieri, vernice e scontri a Torino con blitz in Confindustria, basta vittime in stage, lo slogan degli studenti, critiche al ministro Bianchi e all'alternanza scuola-lavoro, tensioni anche a Roma e a Napoli. Da lunedì contestazioni anche sui luoghi di lavoro, scrive il Fatto Quotidiano. Burocrazia, i presidi possono allontanare i presunti aguzzini, ma spesso lo fanno in ritardo. E un condannato a Bergamo è tornato in cattedra a Bari. Per quanto concerne invece la crisi internazionale Ucraina-Russia-Donbass, c'è da segnalare l'ottimo pezzo da Kiev di Fausto Biloslavo a pagina 10 de Il Giornale. Il Donbass in fiamme, esplode un'autobomba, evacuati i civili, prendete le armi. Ci sono le file ai confini russi. La situazione si infiamma in est Ucraina, in aria l'auto del leader filorusso illeso. Per Washington e Kiev è una messa in scena, provocano per poter poi reagire. Ma comunque mai sono stati lanciati appelli del genere all'evacuazione di massa, neanche nei momenti più difficili della guerra. Ci sono file che non finiscono più davanti ai bancomat, ai benzinai, code interminabili verso la Russia. Sta dilagando il panico, è la drammatica testimonianza
che arriva al giornale a Biloslavo via telefono da un italiano che vive a Donetsk, la roccaforte separatista filorussa del Donbass. Leonid Pashchenik, capo di Luhansk, altro caposaldo della provincia ribelle, lancia nelle stesse ore un appello video a tutti gli uomini abili per imbracciare le armi e difendere la Repubblica autoproclamata e filorussa, e parla del pericolo di guerra totale. A Donetsk suonano le sirene per l'evacuazione verso Rostov, la prima grande città russa oltre il confine. In passato la popolazione era stata spostata dalle zone di prima linea. Mai avevano chiesto che ce ne andassimo tutti, dice questo italiano. I miei vicini hanno ricevuto l'appello all'evacuazione via SMS. Stanno caricando i civili anche sugli autobus per portarli in Russia. Gli echi di cannonate e combattimenti si sentono distintamente per il secondo giorno. Se le sono date, ma con la mia famiglia resto in casa. Non ho ancora deciso se partire o no, dice l'italiano, che non fa parte di alcuna milizia ma vive nel Donbass fin da prima della guerra. Per tutta la giornata il presidente Putin e i suoi lanciano l'allarme sull'aggravarsi della situazione nell'est dell'Ucraina. Putin poi ordina di accogliere gli evacuati, donando a ognuno 10.000 rubli, 115 euro. Nelle ultime 48 ore scontri e duelli di artiglieria sono aumentati. Accuse reciproche. I filorussi avrebbero violato 52 volte il cessate il fuoco, secondo gli ucraini. Viceversa, le forze di Kiev vengono accusate di fare lo stesso, scrive Fausto Biloslavo. Sulla Stampa c'è l'intervista di Francesco Margiocco a Sergej Razov, ambasciatore russo in Italia. Sbagliato seguire l'isteria di Washington, le forniture di metano non si fermeranno, se ci sarà un conflitto sarà un disastro per tutti. Le sanzioni infernali, dice l'ambasciatore russo in Italia. Il quinto seminario italo-russo è stato pensato in un'altra epoca, doveva rinverdire i rapporti tra i due paesi, promuovere gli investimenti russi in Italia e in Liguria, l'avevano concepito così Toti e la sua giunta. In una gelida, invece, sala delle grida del Palazzo della Borsa di Genova, ieri il pubblico ha ascoltato quello che doveva essere un convegno economico che si è trasformato in qualcosa di molto cupo. Ha parlato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov. Sul tema del gas russo e del prezzo del gas si fa molta speculazione, dice alla Stampa Razov. Preferisco limitarmi ai fatti che ci dicono che tra gennaio e febbraio la fornitura di gas all'Italia è diminuita, ma non c'entra la politica. I motivi sono commerciali. Rapporti tra venditori e compratori che decidono fornitura e prezzo. Qui a Genova per me è difficile valutare a che punto sia la crisi in Ucraina. Non sono il capo di Stato Maggiore, ma vi invito ad ascoltare le parole di Putin. La guerra non è nelle nostre intenzioni. L'isteria di Washington è controproducente. Mi rivolgo agli Stati Uniti, dice l'ambasciatore Razov. La Russia e la Cina si stanno avvicinando, vogliono creare un'alleanza militare. Voi temete questo avvicinamento, volete ostacolarlo con le sanzioni infernali contro la Russia. Cosa volete ottenere? Vi chiedo di essere ragionevoli. Il prezzo dell'energia continua a salire, il vostro governo è preoccupato. Allo stesso tempo pensate di dire no al Nord Stream, che risolverebbe tutti i problemi del gas. Decidetevi, dice l'ambasciatore Razov. Dall'altra parte invece dell'oceano fa discutere un'altra scelta, non c'entra nulla con l'Ucraina, di Biden. Lo scrive Repubblica. Drag queen al governo. Laurea al Massachusetts Institute of Technology, attivista LGBTQ+, Sam Brinton, esperto di energia nucleare e anche drag queen, avrà un alto incarico al Dipartimento di Energia. A 79 anni il presidente Biden, scrive Repubblica, ha scritto una pagina rock della storia americana. Ha nominato dirigente al Dipartimento Energia una drag queen non binaria, la prima a ricoprire un incarico di alto livello in un'amministrazione americana. Samuel Brinton, 33 anni, figlio di missionari battisti che non approvano la sua omosessualità, è diventato vice assistente segretario allo smaltimento rifiuti e carburante per conto dell'energia nucleare. Drag queen al governo negli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece Exor Agnelli, pace da 950 milioni con il fisco, è una delle notizie del giorno, ci torniamo sopra sul Corriere della Sera.
per il trasferimento della sede della holding in Olanda. La famiglia Agnelli-Elkann con la sua Exor, la holding che controlla Stellantis, Juventus, CNH Industrial, Ferrari, gruppo editoriale Gedi, Repubblica Stampa e tutto il resto delle radio, ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Si chiude il contenzioso fiscale relativo alla ridomiciliazione in Olanda del 2016. Exor versa allo Stato italiano 746 milioni di euro. Anche la Giovanni Agnelli BV, controllante di Exor, ha definito le proprie pendenze col fisco per il 2016 circa la determinazione dell'exit tax da parte della vecchia comandita di famiglia uscente, la Giovanni Agnelli e C. Sapaz. Pagherà all'erario 203 milioni, di cui 28 per interessi. In tutto quasi 1 miliardo. Entrambe le intese non comportano sanzioni per le due società da parte delle entrate, dell'Agenzia delle Entrate, che non si sa quanto chiedeva all'inizio. Cambiamo argomento e andiamo in cronaca. Qui c'è da segnalare una serie di 3 fotogrammi per la precisione che mette in pagina Il Giorno in cronaca milanese per il rogo di fine agosto alla Torre dei Moro a Milano. Il grattacielo in fiamme, se lo ricordano tutti, spuntano altri indagati. La perizia definitiva dei tecnici della procura dice che il fuoco partì da una sigaretta diventata incandescente e fu alimentato dall'effetto lente. Ci sono 3 fotogrammi che ricostruiscono le fasi dello sviluppo dell'incendio partito da un balcone del 16° piano. Le fiamme in pochi minuti hanno invaso l'intero edificio riducendolo a uno scheletro. Sul balcone c'erano 20 sacchi contenenti carta, bottiglie di vetro e un tessuto sintetico. Nei prossimi giorni sarà depositato l'avviso di conclusione indagini sul rogo di via Antonini con la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati. Sarebbero ben di più di 5, ci sarebbero anche tecnici del comune che rilasciarono i permessi, scrive Il Giorno. Su Milano, Il Giorno intervista poi l'ex sindaco Gabriele Albertini, che ha pubblicato il libro Rivoglio la mia Milano, nuovo libro di Albertini, nato per la candidatura. I motivi del no alla discesa in campo: io non ho preso in giro nessuno per candidarmi alle comunali a sindaco, avevo fatto presente a Matteo Salvini che avevo 3 vincoli da sciogliere prima di decidere. Primo, la questione economica, dice Albertini al Giorno stamani. Avrei preso soldi a candidarmi, avrei perso, soldi a candidarmi, quindi l'avevo detto a Salvini. Questione economica, avrei perso soldi candidandomi. Secondo, rifare il sindaco sarebbe stato molto logorante, l'ho definito sequestro di persona consenziente avendolo già fatto per 2 mandati. Terzo, il parere negativo di mia moglie. Il primo e il secondo vincolo li avevo rimossi dopo aver ricevuto incoraggiamenti a candidarmi da tante persone. Il terzo vincolo no. Per quanto riguarda Beppe Sala, è troppo verde talebano, dice tra le altre cose Gabriele Albertini, questa breve intervista sul quotidiano Il Giorno. Torniamo a Milano con Repubblica, però inizia oggi un reportage intitolato Vite ai margini, firmato da Karim Amual. Quest'oggi si occupa di San Siro, luci spente a San Siro. Noi nuovi italiani sempre indesiderati. Sono nata qui, dice Chaima, nata a Milano 18 anni fa, ma mi fanno sentire straniera. I nostri rapper cantano la rabbia che ho dentro. Il giovane Islam, 20 anni, egiziano, da 7 mesi in Italia. Ho passato una notte in carcere per una parola di troppo e uno spintone. Era meglio se restavo in Egitto. L'anziana signora italiana Maria Grazia, che vive nelle case popolari, da 20 anni vivo circondata da gente di fuori, dai loro rumori, hanno usi lontani dai nostri. Munia, tunisina, 42 anni, 3 figli, il quartiere è peggiorato, dice, perché si sono aggiunti troppi immigrati e la sera qui io ho paura. Inizia così il pezzo di Karim Amual dal quartiere di San Siro a Milano. Risse, sparatorie, spaccio, degrado, disagio, rap, concentrato in un agglomerato di palazzine popolari che formano il quadrilatero di San Siro, Milano. Soltanto il 10 aprile di un anno fa i riflettori si sono accesi sul quartiere con le immagini di guerriglia tra forze dell'ordine e 300 ragazzi tra 16 e 20 anni di origine straniera radunati in strada, nonostante le direttive anti-Covid, per girare il video del rapper Neima Ezza, arrestato un mese fa. San Siro non è nuovo a fatti di cronaca, ma mai prima era andata in onda un'immagine così potente, conflittuale, incendiaria di una realtà di vita ai margini che sta crescendo al nostro fianco e rischia di sfuggirci di mano.
Non siamo la Francia con le sue banlieue, si diceva un tempo, ma è ancora vero? Per capirlo bisogna attraversare Milano dalla stazione centrale verso San Siro e scoprire lì un quartiere diviso a metà. Il quadrilatero dei blocchi di case popolari, abitate da tanti immigrati, e appena più a nord la San Siro borghese delle villette dai giardini ben curati, due mondi vicinissimi che non si incrociano mai. Qui sto tra la mia gente, siamo tutti immigrati. Immigrati? Ma tu sei italiana, dico a Chaima, 18 anni appena compiuti, nata a Milano da tunisini. Sì, certo, parlo italiano, sono nata qui. Ma la verità è che non mi fanno sentire italiana. Quando sono per strada con mia madre che porta il velo o quando cerco lavoro e mi chiedono dove abito, alla parola San Siro alzano il sopracciglio. Anche tu fai parte di quella mandria? Sorride, riso amaro, Chaima, occhi dolci, fisico minuto, sufficiente a tener dentro la rabbia. Tra poco però avrò la cittadinanza, così almeno agli italiani che mi dicono straniera gli sbatto la cittadinanza italiana in faccia. Babysitter, colf badante. Penso sempre alla mamma, a quanto si deve sbattere per portare 20 euro nella casa al buio perché la corrente è stata staccata per morosità. In questo quartiere almeno ho imparato a crescere in fretta. I nostri rapper raccontano quello che sentiamo dentro e sai che ti dico? Sono orgogliosa di essere araba. Così la 18enne Chaima. Osservo gli spazi angusti del bilocale dove vivono in 5. Munia, la madre, 42 anni, versa il tè alla menta. È preoccupata per i 3 figli, soprattutto il maschio, 17enne. Sai quante volte l'hanno perquisito e fermato perché scambiato per uno spacciatore? Solo perché ha la faccia da straniero. Come possono sentirsi italiani questi ragazzi? Chi sta qui da 20-30 anni si ritrova nello stesso calderone di chi è appena arrivato. È come se il processo di inserimento, scrive Karima Mual, si fosse azzerato. Negli ultimi anni sono aumentate le famiglie straniere nei palazzi popolari, gli italiani se ne sono andati, sono rimasti gli anziani. Maria Grazia che dice non riesco e forse non mi interessa socializzare con gli stranieri. Da 20 anni sono circondata da immigrati, dai loro rumori, sporcizia e degrado. I profumi dei piatti, ricchi di spezie, una puzza insopportabile. Una volta una vicina mi ha regalato un dolce. Ci ho messo una settimana a digerirlo. Non ho niente contro gli stranieri, ma hanno usi e costumi lontani, diversi dai nostri. Il quartiere è peggiorato, dice invece Munia, tunisina, appunto 42enne, la mamma di Chaima, perché ci sono troppi stranieri, sono arrivati in tanti, in troppi, tutti qui, e ognuno fa quello che gli pare. Sembra di sentir parlare Matteo Salvini, invece sono le parole di Munia, tunisina, 42enne, appunto, che descrive un conflitto e un disagio più ampi. Come in questi anni la cattiva politica sull'integrazione abbia relegato ai margini anche la parte che si è integrata, costruendo più fronti di contrasto. Io stessa, dice Munia, ho paura a rientrare di casa la sera. Gli sguardi non sono più rassicuranti. Scendendo verso piazzale Selinunte, cuore del quadrilatero, c'è un parchetto, mercatino abusivo, si vende mercanzie di vario genere, oggetti usati o rubati come i telefonini. Hashem è appena uscito dalla preghiera del venerdì in moschea. Sto bene qui, racconta, ho tutto, parenti, cugini, amici, soprattutto egiziani. Gli italiani, certo ho amici anche italiani, ma se devo scegliere, meglio frequentare i miei fratelli arabi. Il pezzo prosegue e conclude, mentre vi cito rapidamente, visto che siamo già ormai alle 9:17, e sentiamo un pezzo musicale. Tendiniamo il tutto, naturalmente. Il pezzo musicale di oggi celebra un'altra personalità conosciutissima della musica, ovvero Charles Trenet, che moriva oggi, il 19 febbraio, non tanto tempo fa, 20 anni fa, 21, nel 2001. Cantautore, paroliere francese che non ha bisogno di presentazioni. Qui sentiamo una delle sue più celebri canzoni.
Charles Trenet lo lasciamo per andare a Nando Pagnoncelli, Corriere della Sera, pagina 17, sondaggio, fiducia nei magistrati mai così bassa, ma sui referendum quorum difficile da raggiungere. In 3 casi prevalgono i sì, no sulla legge Severino e sulla custodia cautelare che verrebbero bocciati dagli elettori. Anche nei 5 Stelle critiche ai magistrati, scrive il sondaggista del Corriere. Per quanto riguarda invece la magistratura, Frank Cimini, giornalista, già Il Manifesto, Il Mattino, Upcom, TM News, attualmente autore di un blog molto interessante, giustiziami.it, è uno di coloro che per primi seguirono Tangentopoli. Un anniversario tormentato, racconta a Italia Oggi Frank Cimini. Il trentennale di Mani Pulite per Piercamillo Davigo che viene rinviato a giudizio, una coincidenza fra il comico e il patetico. La vicenda in cui Davigo è implicato è quella della loggia Ungheria, che appare e scompare, un caso misterioso. Infatti, nonostante ci siano diverse procure che indagano, non si è saputo più nulla, con la complicità dei giornali che non ne parlano. Una coincidenza comico-patetica quella di Davigo rinviato a giudizio. Era inevitabile che succedesse, dice Cimini. Quello che emerge sono i contorni di un magistrato che sembra aver agito per puro interesse personale, per vendicarsi di un collega. Una vicenda tristissima, quella della loggia Ungheria. Dichiarare inammissibile il referendum sulla responsabilità civile dei giudici ha dimostrato solo che i membri della Corte Costituzionale, essendo loro stessi giudici, hanno pensato di proteggere i loro colleghi, dice Cimini a Italia Oggi. Giornali impegnati a coprire la magistratura, al di là della loggia Ungheria, sono gli accertamenti che languono. In un paese normale, se vien fuori che decine di magistrati fan parte di una loggia con imprenditori e personaggi di varia natura per aggiustare processi o per ragioni di potere, si condurrebbero indagini per accertare se sia vero o no. In Italia si fa nulla. Ironia della sorte è che sulla loggia Ungheria il primo rinvio a giudizio sia arrivato per il dottor Sottile di Mani Pulite Davigo. L'accusa gli riconosce di aver agito in buona fede ma con dolo generico per aver divulgato informazioni relative ai verbali. Anche il PM Storari, che consegnò a Davigo i verbali dell'avvocato Amara in cui si parlava della loggia, poteva avere le sue ragioni, voleva fare iscrizioni al registro degli indagati. Sta invece emergendo in questi giorni che Davigo e il titolare dell'accusa, Greco, se le stanno suonando di santa ragione. Una resa dei conti. Davigo, stando a quel che dice Greco, non agì per amor di verità, ma perché è interessato a mettere nei guai Sebastiano Ardita, suo ex collega, amico e alleato nella lotta delle correnti dei giudici. Per quanto concerne poi Davigo, ancora conclude Cimini, che pare che sia un personaggio che si muove per i suoi interessi personali. Da parte sua non c'era desiderio di giustizia e trasparenza, ma si preoccupava degli intrighi fra le correnti. Così Cimini sul quotidiano Italia Oggi, dal quale vi cito anche rapidamente un articoletto su Silvio Berlusconi che inizia a consolarsi economicamente per il ritiro della sua corsa dal Quirinale. Qualche giorno fa, infatti, Berlusconi ha incassato una cedola di 15 milioni di euro a valere sul 94% che detiene in Holding Italiana Seconda, che possiede il 15,75% della Fininvest. A Berlusconi una cedola da 15 milioni. La partecipazione in Fininvest, che con le altre quote Fininvest detenute da altre holding gli garantiscono il 62%, e il controllo del gruppo a monte. La cedola è stata erogata dall'Assemblea degli azionisti guidata dal presidente Giuseppe Spinelli, il famoso ragioniere che pagava le olgettine, ve lo ricordate tutti. Nonostante il consiglio di amministrazione avesse proposto di destinare il profitto di 15 milioni alla riserva straordinaria, Berlusconi si è intascato la cedola, scrive Italia Italia Oggi. Nella stessa pagina c'è il pezzo di Antonino Danna sulla Gran Bretagna. Antonino Danna sarà poi, lo sentiamo gli ultimi minuti prima delle 9.30 per l'anticipazione sul garage dell'Alfista di stamani. Fine corsa, il 62% degli inglesi vuol mandare a casa il premier Boris Johnson, il rosso malpelo, come lo chiama Antonino Danna, della politica d'oltremanica. Andiamo rapidamente sul Corriere della Sera, c'è un'intervista al professor Crisanti sulla sua casa che ha comprato, molto bella, in quel di Vicenza, Villa Priuli Custozza, a Villa del Ferro nel comune di Valliona sui Colli Iberici, una dimora che risale al 600, attribuita all'architetto della Repubblica di Venezia Scamozzi,
L'ho presa coi risparmi, in TV vado sempre gratis, dice Crisanti, stupito dalle polemiche. Non vivo tra ori e lusso, dice il professore. Nel frattempo Elon Musk, fondatore di Tesla, sta coi camionisti che protestano in Canada, Novax. Il premier Trudeau è come Hitler, ha detto il fondatore della Tesla, attaccando anche la Security Exchange Commission, la società di borsa americana. Mi perseguita perché critico il governo. Elon Musk è arrivato a violare il lockdown in California riaprendo le fabbriche. Inaccettabile il paragone con un dittatore sanguinario come Hitler, protestano gli ebrei americani. Per quanto concerne i personaggi, poi sul Foglio di oggi, inserto pagina 3, c'è un bell'articolo di Flaminia Bussotti sull'ex presidente socialdemocratico Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco. Il lobbista tedesco, incarichi d'oro, sostegno politico. Così l'ex cancelliere socialista Schröder tiene in ostaggio il governo di Berlino. Il confine tra interessi economici e atteggiamento politico verso la Russia è sempre stato sfumato in Germania, anche con Angela Merkel. A fine 2005, dopo aver lasciato da 17 giorni la cancelleria, diventava presidente Schröder del consiglio di sorveglianza di Nord Stream, il gasdotto. Ora però con la crisi ucraina, la sua amicizia con Putin e i suoi incarichi, Schröder è diventato una minaccia per l'SPD, il partito socialdemocratico del cancelliere Scholz. Oggi che è al suo quarto incarico al soldo di Mosca, quella di Schröder non è più una faccenda privata, le implicazioni ben più gravi sono di ordine geostrategico. Così sul Foglio, dal quale vi cito anche un lungo pezzo di Matteo Mazzuzzi sul gran programma del Concilio Vaticano III per una Chiesa più democratica. Sbandamenti e rivoluzioni, il Sinodo tedesco vota le sue proposte rivoluzionarie da sottoporre all'approvazione del Papa o di un concilio, chiedono gli arcivescovi tedeschi. L'obiettivo è fare in modo che non comandi più uno solo, cioè il Papa. Fine del celibato, ordinazione delle donne, benedizione delle coppie omosessuali, elezione dei vescovi. Un'agenda ambiziosa, quella dei vescovi tedeschi, vicini allo scisma. Vogliamo che nella Chiesa sia applicata l'uguaglianza dei diritti, ha detto il presidente della conferenza episcopale tedesca, Monsignor Betzing. E a proposito di Papa, la scelta a sorpresa di Papa Francesco, Don Roberto Repole, classe 67, figlio di un assessore di giunta ai tempi del compromesso storico di CPC, è il nuovo vescovo di Torino. Il pontefice ha nominato un outsider, teologo 55enne, conosciuto per l'apertura al dialogo. Catto comunista, diremmo così per sintesi. Oggi alle 12 l'annuncio ufficiale alla Consolata di Torino. Mentre Vendola fa il poeta sul palcoscenico con Checco Zalone in platea, a Bari tutto esaurito per il debutto a teatro dell'ex politico che dice: ho iniziato a scrivere versi alle elementari. Da segnalare invece che sono rimasti in attività solo 2 bibliotecari nella stupenda biblioteca braidense di Brera a Milano. In 17 anni i dipendenti sono stati ridotti da 145 a 33 e i bibliotecari da 22 a 2. E il DPCM 29 agosto del 14, che ha esautorato quasi tutti i direttori di biblioteche facendo diventare queste biblioteche ancelle dei musei, ha contribuito al declino, nonostante le lettere al ministro Franceschini firmate anni fa da 1000 cittadini, fra i quali l'ancor vivo Umberto Eco, e le successive richieste alle rassicurazioni non sono seguite le nuove assunzioni. Se la vede brutta la bellissima biblioteca. Intanto vi segnalo su Libero un pezzo dedicato a un grande scrittore, Giorgio Manganelli, e poi sul Corriere una iniziativa per i prodotti lombardi fatta da Italy Milano Smeraldo. Il Callido Farinetti celebra il territorio lombardo e le tradizioni enogastronomiche della Lombardia con la prima festa dell'orgoglio locale in programma fino a domenica 27. Cosa curiosa la racconta invece Libero su Milano, Geni Lombardi, 2 giovani, la Planet Farms di Cavenago, una fattoria verticale dove la verdura nasce sugli scaffali, primo stabilimento in Europa per dimensioni, produce 30.000 sacchetti di insalata al giorno, vietati i pesticidi, un solo impianto rende quanto 300 ettari di terreno. Con questo ci salutiamo come rassegna stampa, abbiamo in onda Antonino Danna, lo vedo, sì, collegato via Skype. Antonino, buongiorno. Buongiorno Antonino, dici allora rapidamente dove ci porti con questa bella rubrica, fantastica rubrica per conto mio, che è il garage dell'Alfista. Allora, intanto grazie. Secondariamente oggi noi abbiamo Dario Luraghi. Dario Luraghi
grazie a sua figlia Maria Laura che è stato il nostro gancio, è il figlio di Giuseppe Luraghi che fu il presidentissimo dell'Alfa Romeo tra il 60 e il 74, quindi l'epoca in cui nacquero la Giulia, l'Alfetta, la Montreal, la 2000 e così via. Ci racconterà la sua attività di pilota perché lui ha corso, diciamo, come gentleman driver, non sempre su Alfa Romeo, difatti sentirete qualche sorpresa, però ho avuto il piacere di intervistare un uomo dignitoso, elegante, una persona d'età. Francamente io a una certa età vorrei essere distinto esattamente come lui, lo vedrete tra poco. Bene. Grazie Antonino, a tra pochissimo. Ne approfitto per dire che oggi dalle 13 alle 14 ospite della trasmissione L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei, Corinne Lateur, scoprirete chi è una scoperta interessantissima, non perdete la trasmissione dalle 13 alle 14. Prima però, adesso scorriamo il tutto, ci arriviamo rapidissimamente, prima cosa c'è? Naturalmente la nostra mattinata prevede, dopo il programma Il Garage dell'Alfista, scorro un attimo soltanto, lo facciamo insieme così all'impronta perché la mattinata è piuttosto interessante. Una gemma in cucina intanto dalle 11 alle 11.30. Si valuterà il rapporto tra tutela del prodotto locale e concezione più contemporanea della tradizione. Si parla di uova, si parla di valtellina, di châteauporté e di cose interessanti come la bresaola questa mattina. Poi dalle 11, dalla rubrica di Gemma Gaetani che leggete anche sulla Verità, e dalle 11 alle 11.30. Dalle 11.30 alle 12 taglio basso all'economia alla prova dei fatti con Stefano Robbiati. Si parlerà di sussidi come il reddito di cittadinanza e bonus, tra la teoria che è sempre nobile e l'applicazione concreta che è un po' meno nobile talvolta, non di rado. Mentre a seguire tra poco, dopo il Garage dell'Alfista, il nostro palinsesto prevede Tax Girl con Giorgia Pacione di Bello. L'argomento è quello delle tasse. Buona mattina a tutti, buona prosecuzione di ascolto, buon sabato, buona domenica. Avete ascoltato